Ciao imbruttiti, oggi sono in Veneto, terra di piccoli imprenditori schiavi, di merda, tutta una pianura, non c'è nient'altro, umidità, zanzare, escursioni termiche, gondolette, insomma un posto dove non vorrebbe venire nessuno e non vorrebbe viverci nemmeno nessuno, ma soprattutto ho sentito quanto siamo fortunati, essendo padroni a casa nostra, di non incontrare persone del Ghana, ma assolutamente, ma non sono stato fortunato io perché oggi sono capitato in questa città qua che guardate, avrà il sistema fognario rotto, non posso neanche circolare le macchine, è tutta allagata, tutta piena di acqua, una cosa, lasciate lo Stato brado, spero che la regione possa intervenire e fare qualcosa, sentite qua. Imprenditore del Veneto che sta lì a lavorare come una schiavo nella sua fabbrichetta, sente padrone a casa nostra, dice padrone, io, tutto mio. Il Veneto fa vomitare veramente. Il Veneto è una regione di merda, è tutta pianura padana e fa schifo al cazzo, c'è un'escursione termica che è un cameriere del deserto ci può vivere, cioè nessuno può vivere in Veneto, cioè è pianura padana e umidità, zanzare, un posto di merda. All'inizio la Lega Nord era filantropa, Lega merda, dice il Veneto fa schifo al cazzo, dice ma merda, non roviniamo il nome dell'Italia, quindi Slovenia, merda, Italia, non ci basta vedere. Stai qua per una bianca del cazzo di tuo padre bianco che ha fecondato bianca di tua madre. Se quella avesse deviato lo schizzo e fosse andato a fecondare una del cazzo del Ghana, tu su Facebook c'eri uguale. La pubblicità del Save the Children però. E chiede date 2 euro a questa morte di fame del cazzo! E ci risiamo, un'altra volta il comico Giorgio Montanini su Comedy Central ha fatto un monologo sul Veneto che non fa ridere assolutamente i veneti. Devi capire che quando si parla così del Veneto non ci piace, siamo permalosi. Il Veneto non ha bisogno di essere nominato per forza, sappiamo già quello che siamo e quello che valiamo, non abbiamo bisogno di apparire. Poi qua è una merda, è tutta una merda, siamo pieni, quindi un consiglio per non averne ulteriormente di più, ok, c'è un'espressione veneta che si può usare sia in maniera brutta ma anche in maniera scherzosa, simpatica e via, che dice cagate dosso col cuore, per farla dolce, e così non peggioriamo il problema. E i piccoli imprenditori non sono schiavi della propria fabbrica o del lavoro, sono schiavi dei propri sogni e della propria dignità, che non è una cosa che proprio tutti hanno, e sono loro che hanno fatto grande questa regione, oltre che qua ci sono alcune delle aziende più grandi in Italia. Poi ho sentito padroni a casa nostra, sembra quasi razzista, il Veneto non è razzista. Ora tento di spiegare riassumendo in una frase il sentimento popolare che c'è dentro quell'espressione. Il Veneto crea un gettito fiscale annuo di oltre 70 miliardi di euro. La differenza tra quello che va e quello che viene sono 15 miliardi di euro che mancano per le nostre scuole, i nostri servizi, i nostri ospedali. Ecco, quel parolone si racchiude proprio in questo numero qua. In parole povere, la gente vorrebbe una gestione un po' più equa della cosa. Solo pianura, umidità e zanzare. Mare, lago, laguna, colli, Dolomiti, pianura e per forza abbiamo le escursioni termiche. Abbiamo 676 km di piste da sci. Ah, mi sono dimenticato, tutto quello che si vede girando in Veneto è la rappresentazione e la testimonianza di appena 1000 anni di storia. Oh, ho trovato uno del Ghana! Oh, ma Dani, ho sentito che i veneti sono un po' razzisti. Cosa si intende dire? Mi sono stato cresciuto da un Veneto, quello là è un bauco perché ha offeso mie donne. Sai tu cosa che faccio con quei 2 euro là? La prossima volta che ti vieni qua in Veneto, ti offro il caffè, detto da un ghanese veneto. Oh! Ah, e ricorda che quando dici la parola ciao stai usando un vocabolo veneto che vuol dire sono il tuo schiavo. Vedi, teniamo un profilo basso, anche nei saluti siamo umili e servizievoli, ma no mona,